Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. L'apertura della trasmissione di oggi è di rigore dedicata alle prossime amministrative del 7 e 8 giugno che interessano 148 comuni dell'isola. Focus sul confronto più atteso tra Graziano Milia, candidato del campo largo di centro-sinistra, Roberto Matta, espressione di una lista civica, e Marco Porcu, esponente del centrodestra. Perché quarto? Perché con i suoi oltre 70.000 residenti è la terza realtà metropolitana della Sardegna. Perché è un confronto aperto tra Milia, che insegue il suo terzo mandato, e l'ex assessore regionale dell'ambiente, candidato di Fratelli d'Italia, con Matta, terzo incomodo tra due pretendenti agguerritissimi. L'inviato di Panorama Sardo, Chicco Lecca, ha proposto ai candidati sulle stesse domande che rivelano il profondo radicamento di Porcu nella realtà storica della città, che si contrappone all'interesse di Matta per le migliaia di residenti del litorale, mentre Milia, che oggi ha scelto di vivere sulla costa, racconta le esperienze maturate nel passato, vissuto nel cuore della terza realtà metropolitana della Sardegna. Apriamo con Roberto Matta, che si presenta essendo anche il meno conosciuto dagli elettori quartesi. Alla fine degli anni 50 i miei genitori da Bugero si trasferirono, con la chiusura delle miniere, si trasferirono a Milano e lì ho seguito tutto il mio percorso di studi e ho iniziato insomma la mia carriera professionale, che poi mi ha portato un po' in giro per il mondo, tra la California, quindi la Silicon Valley, al Giappone, perché ho avuto un'importante esperienza lavorativa con Sony Corporation, mi occupavo della divisione medicale prima di trasferirmi qua in Sardegna nel 2004. Parliamo di visione generale e cambiamento della città. Come descriverebbe oggi la Quartu attuale, in 3 aggettivi, e la Quartu che immagina a fine mandato se sarà eletto sindaco? La Quartu attuale è una città praticamente ferma, è una città dove non si è investito sullo sviluppo, sul cuore di quello che potrebbe essere lo sviluppo, e quindi sul turismo, sulla valorizzazione del territorio in maniera assoluta. E la Quartu che vorrei lasciare fra 5 anni è una Quartu che si possa definire destinazione turistica di primo piano. Come ha vissuto lei la città e come si appresta eventualmente a cambiarla? Ma guarda, l'ho vissuta formandomi qua, scuole, sport, amici, famiglia, ma in questi 37 anni la città è rimasta completamente ferma. È esattamente la Quartu che ho conosciuto quando sono nato e quando mi sono formato e sono cresciuto, e oggi ho bisogno di una rivoluzione che riporti un po' di speranza al sviluppo della città, ma soprattutto un po' di prospettiva per i giovani, perché possano creare il loro futuro qua e non devono essere costretti ad andare altrove. Come descriverebbe la Quartu di oggi in 3 aggettivi? In stato comatoso, lontana dalle esigenze dei quartesi, estrema periferia di Cagliari. E la Quartu che immagina a fine mandato se sarà eletto?
centrale nella metropolitana, attrattiva e ricca di risorse. Qual è in concreto la sua visione della città? Più turistica, più residenziale, più commerciale, più verde? In realtà io non credo che esista una visione unica della città. Sicuramente una vocazione turistica forte che passa necessariamente per la riqualificazione di alcune aree, comprese del verde, e che passa anche per uno sviluppo urbanistico che verrà quindi riavvicinare i quartieri che oggi stanno oltre la 554 a quello che è il centro urbano attuale, quindi con il rifacimento definitivo di quell'arteria che è un'arteria fondamentale per la città, diventi definitivamente una via urbana e consenta a chi vive oltre quello che oggi è un muro di sentirsi parte integrante della realtà quartese, e quindi significa pianificarla come nuovo quartiere di prospettiva di sviluppo cittadino. Noi dobbiamo puntare su diverse attività, ma la prima cosa sulla quale dobbiamo puntare è quella di una città che si mobilita collettivamente per raggiungere degli obiettivi. Il primo obiettivo da raggiungere è quello di una città che ha un ruolo nell'ambito della città metropolitana e che ha un ruolo anche in ambito regionale, perché questo è quello di cui noi abbiamo bisogno. Quartu è una città che ha conosciuto per centinaia d'anni, se non millenni, un'unica vocazione che era quella agricola, no? Tra l'altro tenendosi molto distante dal mare, nonostante geograficamente sia sul mare. E poi ha conosciuto un altro sviluppo, un altro unico sviluppo legato alla crescita urbanistica e quindi all'edilizia, all'economia edile. E io penso che noi dobbiamo invece ragionare in termini di nuovi ruoli, di nuove funzioni. E questi nuovi ruoli e queste nuove funzioni cosa devono essere? Devono essere l'allocazione a Quartu di servizi di interesse metropolitano e regionale. Abbiamo già iniziato posizionando in questa città la sede regionale di un ITS che si occupa di innovazione tecnologica. Stiamo parlando dell'unico ITS che in Sardegna si occupa di innovazione tecnologica. Proseguiremo con portare a Quartu l'università, quindi un intero dipartimento universitario nelle distillerie Capra, cosa su cui stiamo lavorando, è tutto in corso e stiamo procedendo, quindi realizzando anche uno studentato e una casa dello studente, e insieme a questo pensiamo di portare anche dei servizi nel lavoro che stiamo svolgendo nelle vecchie fornacitrici, dove stiamo iniziando a lavorare. Abbiamo già assegnato la prima, per il primo lotto, per la prima parte, abbiamo già assegnato la gara d'appalto, continuano di lavorare in tempi molto rapidi. Insieme a questo vi è tutto il ragionamento turistico. Noi siamo cresciuti molto da questo punto di vista in questi anni, però penso che possiamo fare molto di più. Naturalmente, nel dire questo, io dico che bisogna ricordarsi sempre da che cosa siamo partiti, cosa c'era 5 anni fa e che cosa c'è oggi. Credo che questo sia uno degli strumenti e uno degli elementi che consente a chiunque di giudicare quello che abbiamo fatto in questi anni e di davvero comprendere che la rinascita di Quartu è già iniziata. In che cosa la sua proposta amministrativa si distingue da quella degli altri candidati? Ma io penso che la proposta amministrativa si distingua perché guarda al futuro con dei momenti, diciamo, rivoluzionari. La riqualificazione del centro storico, lo sviluppo delle aree turistiche con l'avvio di un percorso che porta ad avere un'area marina protetta, la possibilità di avere uno spazio per la concertistica, il recupero del bello. Questo mi sembra che non sia una priorità di altri, ma i programmi che ho letto mi paiono più orientati alla gestione dell'ordinario con una prospettiva molto lenta di sviluppo, e invece mi pare che oggi il quarto ha bisogno di uno shock. La nostra proposta amministrativa si distingue innanzitutto perché è una proposta che nasce dal basso. Noi siamo la vera lista civica, non abbiamo partiti che ci sponsorizzano, siamo cittadini delle più svariate professioni, viviamo il territorio in prima battuta, nel senso che noi viviamo il litorale. Io abito e vivo sul litorale, cresco i miei figli sul litorale, conosco i problemi perché li vivo sulla mia pelle, e così anche gli altri 28 candidati che fanno parte della mia lista. Diverso è invece a chi a un mese dalle elezioni viene calato dall'alto, scelto da un partito di una coalizione su logiche che sono regionali, quindi
a Fratelli d'Italia diamo quarto, a qualcun altro diamo sesto, un altro ancora diamo Porto Torres. Non è così che una candidatura può essere come dire, percepita dalla popolazione come proveniente dal territorio. Tra l'altro basta fare anche un'analisi del profilo dei candidati, cosa che noi abbiamo fatto, e ci rendiamo conto che è completamente scollegata dal territorio di Quartu. Non parlo mai degli altri, insomma, poi vedremo, ci confronteremo. Io sono portato sempre a pensare che tutti devono concorrere e lavorare per il bene della città. Io mi auguro che questo lo facciano gli altri candidati a sindaco, tutti i candidati al consiglio comunale, che tutti quanti ragioniamo nell'interesse del bene della città. E dico molto francamente che se nei programmi dei miei competitor trovassi qualcosa che a me è sfuggito e che invece ritengo utile e interessante per il futuro della città, sarò io il primo, no, a fare proprio quel tipo di proposta. Mi auguro che altrettanto facciano i miei competitor. Tante volte i problemi dei cittadini sono quelli piccoli, ma sono anche più concreti. C'è un problema che lei vive quotidianamente e che risolverebbe per tutti? Ma guardi, lo ribadisco e sembra anche, come dire, ridondante, però il problema delle strade è sotto gli occhi di tutti, lo dico anche da motociclista. Troppe strade oggi hanno una manutenzione ferma a 20 anni fa. Non possiamo fondare la manutenzione delle strade solo ed esclusivamente sulle tornate elettorali. Ci vuole una programmazione ordinaria e stabile, un piano di intervento globale che consenta di mantenere le arterie viarie della città in maniera costante, senza che passino decenni prima che gli asfalti rivelino la luce in alcune zone della città. La scelta della giunta attuale è stata quella di fare un bando annuale con una ventina di strade e andare avanti nella, diciamo, riqualificazione di 20 strade all'anno. Noi invece il primo atto sarà proprio quello di innanzitutto parlare con il dirigente del bilancio per stanziare dei fondi, stiamo parlando di circa 70.000 euro, per l'acquisto di un macchinario tappabuche a caldo, per iniziare a fare la manutenzione delle strade e delle buche in una maniera più efficace. Attualmente non viene fatto, se viene fatta diciamo, le buche vengono riparate con l'asfalto a freddo, che ha una durata di 2, 3 mesi, 4 mesi, dopodiché siamo da capo. Questo sistema che vogliamo introdurre noi per la manutenzione continua, quindi non deve essere una cosa che inizia da subito e continuerà per i prossimi anni. È un sistema che permette di riparare le buche in maniera molto più efficace, la durata garantita è di 8 anni a ogni buca e si possono riparare fino a 120 buche al giorno. È un sistema mutuato in altri comuni italiani, ripeto, non ci stiamo inventando nulla di nuovo. Penso al comune di Terni, che grosso modo come grandezza di territorio e numero di abitanti è paragonabile a Quarto Sant'Elena. La richiesta fondamentale, questo ce lo dicono anche i sondaggi, insomma, riguarda le strade, insomma, no? Diventa e questo è comprensibile perché era da quasi 25 anni, da quasi 20 anni, quando abbiamo iniziato, 25 anni oggi, che non si interveniva sulle strade. Noi in questi anni l'abbiamo fatto naturalmente con le risorse che abbiamo, no? Perché se abbiamo potuto mettere in campo una ventina di milioni, con una ventina di milioni 60-70 chilometri di strade si asfaltano. Su quanti? Sono molte, ma sono diverse centinaia, insomma, se calcoliamo la vastità anche del territorio quartese. Ecco, lì bisogna procedere con le risorse che si hanno. Le risorse non te le regala nessuno. Sostanzialmente, da questo punto di vista, per la manutenzione delle strade sono tutte risorse proprie, sono tutte risorse del comune, non arrivano finanziamenti da altre parti. Lo dico sempre a tutti coloro i quali si stanno candidando in questi giorni, si sono candidati in questi giorni. Quindi bisogna tener conto di queste difficoltà e bisogna avere il coraggio di guardarsi negli occhi e dire bisogna gerarchizzare gli interventi. Prima viene una strada dove passano 5.000 macchine al giorno,
non può venire prima una strada, per quanto sia malmessa, dove passano 200 macchine al giorno. Quindi bisogna avere, questo è il senso di responsabilità che deve avere un amministratore, no? Fare delle scelte che a volte per qualcuno possono essere anche dolorose, ma sono le scelte che si devono fare perché ce lo impone la legge, ce lo impone anche il buonsenso. Quartu è spesso percepita come periferia di Cagliari. Come pensa di spezzare questa dipendenza e migliorare e aumentare lo stato di autonomia della città stessa? L'unico modo che abbiamo è quello di essere attrattivi. Per fare questo dobbiamo far capire che Quartu ha le sue peculiarità. In realtà sono ragioni storiche che guidano questo percorso, perché Quartu non è mai stata una periferia di Cagliari, lo è diventata nel corso del tempo, ma ha sue radici storiche e culturali che le consentono di essere di per sé attrattiva. Significa semplicemente intercettare quel flusso di persone che oggi scelgono di andare nel capoluogo invece che fermarsi in città, nonostante magari alloggino in città o alloggino sul litorale. Noi dobbiamo riportare Quartu ad essere conosciuta per quello che è. Non è difficilissimo, ma semplicemente bisogna raccontare che esiste una Quartu storica, esiste una Quartu che ha una prospettiva e quindi esiste una Quartu attrattiva con grandi differenze rispetto a Cagliari, e questo significa anche attrarre le persone in città. Quartu ha una sua identità. Ha un'identità periferica naturalmente, storicamente, perché Quartu, quando era un grande borgo agricolo, in realtà serviva al centro, no? Più grande, tutti i magazzini, i depositi di Villanova, del quartiere di Villanova di Cagliari, no? Erano realizzati per accogliere quello che Quartu produceva, no? E poi per poter essere anche a volte esportato prendendo la via del mare. Questo è un elemento storico che non possiamo cancellare dall'oggi al domani, no? Poi naturalmente ha avuto dei tratti periferici quando Cagliari non aveva più aree per costruire e ha utilizzato l'Interland, ha utilizzato Quartu, Saragius, Assemini, altre realtà, come è accaduto e come accade ancora oggi in tutti i grandi agglomerati urbani, no? Accade in Italia, accade anche all'estero. Quindi diciamo storicamente ha conosciuto un percorso di questo genere. Ecco, questo percorso oggi va ribaltato, no? Naturalmente non è che va ribaltato nel senso che Cagliari deve diventare periferia del suo Interland, assolutamente no. Si riconosce a Cagliari un ruolo guida che nessuno gli può negare e che è utile a tutti. Però la cosa importante è quella di distribuire i servizi della città metropolitana ristretta in tutti i centri che ci sono, quindi non solo Quartu, ma anche Selagius, anche Assemini e tutte le altre realtà. Ecco, solo così noi possiamo trasformare quell'elemento di debolezza originario e storico in un qualcosa che ci robustisce, che invece ci fa diventare più forti. Noi non ci vogliamo anteporre a Cagliari o a Villa Simios, noi però vogliamo, nella nostra specificità, unicità, e Quartu ha molto da offrire in questo senso, essere alternativa alla città di Cagliari o a chi sceglie invece la città di Villa Simios. Abbiamo comunque un patrimonio archeologico, naturalistico, eccezionale, folcloristico, di tradizioni, ben delineato, che ci rende comunque una destinazione unica. La collaborazione tra i comuni limitrofi noi la consideriamo comunque un secondo passo, nel senso che prima noi vorremmo costruire le basi solide della nostra città, i pilastri della nostra città, e poi ragionare magari in una seconda battuta in un'ottica più estesa, quindi di città metropolitana. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo ALMA a doppia decorticazione. ALMA, dal latino anima,
perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Un'occasione preziosa per cittadini, professionisti e studenti che vogliono orientarsi in un contesto in rapida evoluzione, comprendendo opportunità e criticità di una tecnologia destinata a ridefinire processi, competenze e modelli organizzativi. Una conferenza promossa dai Lions dedicata alla comprensione e al confronto su uno dei temi più attuali e strategici del nostro tempo: l'intelligenza artificiale, per offrire alla comunità strumenti concreti per comprendere l'impatto nella vita quotidiana e soprattutto nel mondo del lavoro e delle imprese. La conferenza che è stata organizzata oggi dal Lions Club di Oristano vuole proprio mettere in evidenza le possibilità, cioè quello che poi in realtà non possiamo bloccare, ma è il futuro. Quindi ci dobbiamo adattare, abituare e conoscere, perché più conosciamo e più la utilizzeremo al meglio. Però l'intelligenza artificiale comunque non si fermerà, la sua utilizzazione non si fermerà e quindi, come abbiamo sentito proprio durante questa conferenza, l'utilizzo in campo per le imprese, in campo professionale, in campo medico sta avendo grandissimi successi, quindi ci sta aiutando sotto tantissimi punti di vista e poi anche tante esperienze lavorative di giovani che grazie all'intelligenza artificiale hanno trovato la possibilità di un lavoro, di un futuro, di coltivare una passione e un amore che poi si è trasformato in lavoro. Quindi tanti sono gli elementi positivi che possiamo pensare per l'intelligenza artificiale. Conoscere significa sicuramente utilizzare molto meglio lo strumento che abbiamo in mano, che ha tantissime potenzialità. Oggi sicuramente i giovani, ma anche i non giovani come sono io, approcciamo all'intelligenza artificiale un po' per lavoro, un po' per curiosità,
facilità perché è fruibile facilmente. Tutti noi con un cellulare scarichiamo un'applicazione che ci consente di utilizzare l'intelligenza artificiale. Ma se uniamo questa un po' di formazione personale da autodidatta a qualcuno che ci indirizza e ci spiega come meglio utilizzarlo, sicuramente otteniamo i risultati maggiori e anche maggior protezione soprattutto per i giovani, che non sappiamo poi effettivamente alcune volte dove andranno a parare. Esatto. Esiste una figura, già qualcuno che possa prendersi la responsabilità di dire insegnare? Sicuramente sì, ci sono queste figure e quindi anche la conferenza di oggi, per esempio, coglie proprio questo aspetto, cioè è un dato di fatto, l'intelligenza artificiale esiste e la utilizziamo. Alcune volte bene, male, ma la utilizziamo. Quindi oggi l'intervento dei nostri relatori consentono proprio, indirizzare tutti noi, quindi giovani e meno giovani, a utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale. Oggi secondo me non si può prescindere dall'intelligenza artificiale. Io faccio questo lavoro da 30 anni, già io mi ricordo nel 96, per raccontarvi, lavoravo a Milano, quando erano arrivati i computer in società, i miei colleghi che non si erano adeguati a questo cambiamento, Excel eccetera, sono stati licenziati. Adesso succederà la stessa cosa. Abbiamo l'intelligenza artificiale, o noi cavalchiamo questo strumento, lo utilizziamo a nostro favore, oppure ne subiremo le conseguenze. Quindi diciamo favorevole. Assolutamente favorevole. È stata una che non è tecnologicamente avanzata, anzi, però io pago qualcuno che utilizza l'intelligenza artificiale. È qui che volevo arrivare, quindi non porta via lavoro, ma anzi nel caso tuo trova un lavoro, qualcuno che viene a lavorare da te. Assolutamente, sì, io pago i ragazzi che sanno utilizzare l'intelligenza artificiale per utilizzarlo come a mio favore, assolutamente. Poi io non sono attratta dalla tecnologia, però capisco che non ne posso fare a meno, assolutamente. Ho sempre abbracciato le nuove tecnologie con curiosità e passione e quindi l'intelligenza artificiale, che io già coltivo dal periodo del Covid, quando ancora di intelligenza artificiale non ne parlava nessuno a livello mediatico, io ho già iniziato ad appassionarmi e a progettare, e quindi cosa è successo? Che adesso con l'avvento, insomma da 2 anni a questa parte, della ufficiale e massivo dell'intelligenza artificiale, io mi sono trovato più avanti, già preparato con una base e infatti stiamo realizzando un nostro sistema, un nostro motore di intelligenza artificiale. Quindi la domanda è superflua: ti piace l'intelligenza artificiale? A me piace tutto ciò che riguarda tecnologia e innovazione, quindi sicuramente anche l'intelligenza artificiale e le applicazioni che ne derivano. Facciamo un pro e un contro. Dammi 2 pro e 2 contro. Ma partiamo dal pro, sono tantissimi pro, perché l'intelligenza artificiale dobbiamo vederlo come un aiutante, non dobbiamo vederlo come un sostituto, ma come aiutante, avere un aiutante intelligentissimo, avere Einstein come spalla, avere come spalla Cicerone, avere grandi filosofi, grandi poeti, grandi fisici, matematici, di cui noi non abbiamo le competenze e possiamo fidarci di loro. E poi un altro pro: l'intelligenza artificiale può realizzare, quindi non solo ci dà delle opinioni o delle conversazioni o delle risposte a delle domande complicatissime, ma può aiutarci a realizzare un'applicazione, a realizzare un quadro, una musica, un video. Noi diamo le istruzioni su cosa desideriamo e l'intelligenza artificiale può realizzarlo. Il contro è che ancora in questo momento fare una semplice conversazione è alla portata di tutti e realizzare invece qualcosa ancora non è semplicissimo per tutti quanti, diciamo per i neofiti, ma sappiate che ci sono delle aziende che si stanno organizzando anche in questo, società grosse di intelligenza artificiale che hanno dei programmi, dei pacchetti che rendono tutto semplice, quindi anche una persona completamente profana al settore può realizzare un'applicazione.
Così come quando è entrato internet e ormai non si può vivere senza internet, l'intelligenza artificiale è già al giorno d'oggi, è entrata dappertutto, ma sarà sempre di più, sarà nelle automobili, sarà nei elettrodomestici, sarà nella televisione, sarà nelle apparecchiature mediche, sarà dappertutto. La mano umana rimane sempre, perché alla fine le scelte le deve compiere un programmatore. Anche tuttora il codice, comunque, chiedendo all'intelligenza artificiale, te lo scrive. Tuttavia è sempre meglio ricordarlo, perché non è detto che sia perfetto e che neanche che ottenga il risultato che tu vuoi, ma che ci siano sempre delle piccole modifiche da fare. Quindi la mano umana ancora rimane. Per adesso siamo ancora in una fase embrionale. Beh, non embrionale, già un po' avanzata, perché comunque le cose che fa le fa bene, non è che le faccia male, non è sempre perfetta, e magari se gli dai istruzioni per un progetto troppo ampio potrebbe anche tendere a perdersi. Quindi diciamo che ancora la mano umana serve, però diciamo che meno di prima. Allora, io mi sono laureata nel 2002 a Cagliari in economia e gestione aziendale, dopodiché ho fatto un dottorato di ricerca all'Università di Cagliari, ho trascorso anche un periodo all'estero, a Birmingham, in Inghilterra, sì, dove ho completato la mia formazione soprattutto nel campo del management accounting, perché mi occupo sia in ambito di ricerca che di formazione universitaria di pianificazione, programmazione e controllo di gestione. Diciamo che non è poco. No, diciamo... abbiamo aggiunto? E abbiamo aggiunto Financial Statement Reporting nel corso di laurea internazionale di International Management, quindi materie a valere appunto sull'area contabile aziendale. Sì. Quasi ricomincio a darle del lei. Parliamo di intelligenza artificiale. Sì, parliamo di intelligenza artificiale. Io non sono un tecnico, sono un utilizzatore dell'intelligenza artificiale e sono un testimone di quello che sta accadendo nelle nostre imprese con riferimento all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, soprattutto in campo gestionale. Quindi l'utilizzo di software che oggi alleggeriscono il lavoro dal punto di vista proprio della capacità di calcolo, di elaborazione di dati aziendali, della previsione delle dinamiche di mercato, di come l'azienda è in grado o potrà essere in grado eventualmente di reagire in maniera positiva e attenta a quelle che sono le sfide che arrivano dal contesto di riferimento, che oggi è un contesto globale. Oggi non esiste più il mercato locale, anche il mercato locale diventa un contesto globale nel momento in cui le informazioni sono così ampie, così diverse, così complesse dal potersi appunto interpretare e utilizzare ai fini gestionali. Ecco, io adesso ci voglio arrivare per passo passo, quindi l'intelligenza artificiale, allora, questo che stavi dicendo tu prima, chi era la persona addetta allo sviluppo, cioè a fare questo lavoro? Allora, come si configurava? Allora, nell'ambito del controllo di gestione, il ruolo cardine viene svolto dal controller, che è un soggetto normalmente come organigramma aziendale al di sotto della direzione, ma sopra le linee aziendali, quelle che hanno più diretto contatto con la produzione, come ad esempio produzione stessa, piuttosto che gestione del magazzino, vendite o commerciale. Quindi è un ruolo di staff, ha il compito di veicolare le informazioni dalla direzione alle aree che sviluppano e allestiscono prodotto o servizio, e ancora ha il compito di raccogliere le informazioni che arrivano dalla base, rielaborarle e poi rimandarle al vertice. Quindi è una sorta di potremmo dire sì, di catena, diciamo che sovraintende a una catena informativa che è quella che viene gestita, prodotta e gestita all'interno dell'azienda, e che ha lo scopo appunto di informare la direzione aziendale su ciò che sta accadendo per poter intervenire in maniera tempestiva, efficace e efficiente per poter... Oggi questa catena di persone può essere sostituite in toto da un operatore di intelligenza artificiale, oppure può semplicemente agevolare, dare diciamo informazioni più precise, meno umane forse, ma più tecniche e più pratiche? Allora, la mia risposta è no. No, però con delle riserve, sì. Allora, se consideriamo il ruolo del controller, ti direi no. Ma il ruolo del controller è normalmente esercitato da una persona con una formazione
molto specialistica sul campo del controllo di gestione. Normalmente parliamo di figure che hanno una formazione universitaria di alto livello, con una grande esperienza sul campo e che hanno una capacità di lettura dei dati che è una capacità che una macchina non potrebbe replicare. È chiaro che il loro lavoro non viene sviluppato da solo in autonomia, ma molto spesso si avvalgono di team che gestiscono fasi del processo di produzione dell'informazione. Alcune di queste fasi sono delle fasi molto meccaniche, molto rutinarie, che oggi possono essere sostituite da una macchina. Quindi la macchina è sicuramente in grado di liberare risorse nella fase di elaborazione del dato, ma richiede comunque delle risorse che siano in grado di guidarla e di gestirla verso il nostro desiderata nella gestione di quel dato. L'intelligenza artificiale oggi, a mio avviso, almeno nel mio settore, non può essere considerata come una tecnologia plug and play, cioè tu la porti in azienda e quella funziona in automatico, ha necessità di essere guidata costantemente, ha necessità di essere appunto gestita esattamente come tu gestiresti e formeresti un tuo sottoposto, tra virgolette, un tuo collaboratore nel raggiungimento di determinate competenze. Si può dire di aggiungere qualcosa di umano a qualcosa di inumano? Qualcosa forse di inumano a qualcosa di umano, forse all the way around, come dicono gli inglesi. Sì, certamente la paura che l'avvento dell'intelligenza artificiale faccia perdere posti di lavoro è reale, ma è anche vero che sì, ma voglio anche pensare in termini propositivi, pensiamo a tutte quelle aziende, magari micro e piccole e medie imprese, che non hanno la possibilità oggi di assumere, perché il carico fiscale è talmente elevato che quindi rinunciano ad avere una risorsa in azienda e automaticamente in determinati settori rinunciano anche ad avere informazioni su quella parte del processo che non può essere presidiato oggi da una persona. Allora, in questi casi, l'intelligenza artificiale può temporaneamente sostituire una persona, colmare quel gap informativo, far crescere l'azienda facendo leva su quelle informazioni e a quel punto renderla abile a sostituire. Io vorrei arrivare ad un punto in cui una persona che è più abile della macchina con le sue competenze e la sua formazione sia in grado di prendere il posto della macchina. Anche come giornalisti di intelligenza artificiale è materia con la quale ci dobbiamo confrontare, ci confrontiamo tutti i giorni, è uno strumento che dobbiamo dominare necessariamente, lo dobbiamo utilizzare, saper utilizzare bene. Oggi avevamo una platea di tanti studenti, non solo studenti in verità, molti insegnanti. Ciò che rimane assodato è uno strumento che ha grandissime, strepitose potenzialità, ma quello che rimane imprescindibile è la capacità dell'uomo di avere gli strumenti per saper chiedere, e domare, no? E saper interpretare ciò che realmente serve. Sì. Quali sono gli strumenti? Pensiamo anche a quanto può rendere accessibile un contenuto, quanto può essere agevole per chi ha diverse abilità. Pensiamo alle disabilità cognitive, no? E pensiamo a tutte le diverse capacità. Ecco, l'intelligenza artificiale ha delle grandi potenzialità in tanti ambiti. Oggi abbiamo parlato di gestione aziendale, abbiamo parlato di tecnologie mediche, abbiamo parlato perfino di Formula 1. Possiamo dire però delle cose fredde, che non sono, praticamente sono numeri, sono soluzioni pratiche che non tengono conto di nessuna emozione. Beh, insomma, Formula 1, il vento, sì, però tutti hanno detto la stessa cosa. Hanno detto che senza l'intelligenza e la genialità dell'uomo nessuna proprietà può andare avanti, nessuno strumento può essere realmente
fruibile, realmente utile all'uomo, e quindi insomma lavoriamoci bene, impariamo bene la nostra grammatica, utilizziamo bene la nostra calcolatrice, qualunque sia l'efficienza di questa nuova calcolatrice. Questo è quello che mi piace di più. È quello che piace anche a noi, poi siamo un po' âgé, impareremo a usarla un po' meglio, però O ci sarà chi per noi imparerà, e questo potrebbe essere il discorso che può toglierà qualche posto di lavoro, ma potrebbe creare nuovi posti di lavoro. io non credo che toglierà del posto di lavoro, cambierà il lavoro. Questo sì, cambierà il lavoro, non toglierà. Ma a me lo toglierà, io non potrò mai adeguarmi. Tu non ti vuoi adeguare perché non c'è più è come quando sono arrivate le mail. Chi non si è adeguato alla ricezione delle mail è chiaro che come dire, potrà dire non è più il lavoro, non c'è più il timbro. Ti rubo Caterina. Io non potrò mai innamorarmi di Caterina. Sì, io ho detto in conclusione, sono nostalgica del robot Caterina, del vecchio memoria di Alberto Sogli. Ma Caterina diventa gelosa, no? Diventa gelosa. Ecco, io non credo che la macchina nutrirà mai dei sentimenti, sarà comunque sempre una macchina, e noi dovremmo essere abile a condurla. Auristano, bravi a tenere le redini di questo cavallo che deve essere domato al punto giusto. Vedremo cosa potrà fare, per esempio, sto pensando a un domani, una Sartiglia gestita dall'intelligenza artificiale. Non esisterà, ma vuoi mettere la bellezza e la varietà, l'umanità, no, ma non esiste, non è assolutamente possibile modificare la genialità, la creatività e la genialità appunto dell'essere umano, la capacità artistica, no? Ma anche l'improvvisazione, le abilità. Quello che stiamo facendo noi adesso. Adesso, sì. Grazie. Grazie a te. Grazie. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche.
Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera Valerio, ci ritroviamo in una location di Cagliari, cara Panorama Sardo, Palazzo Tirso. Siamo con il direttore Daniele Bassetti. Che stagione turistica sarà da un punto di vista anche dell'influenza geopolitica internazionale? Voi sono alcuni anni che operate sul mercato, ma com'è la situazione dal vostro osservatorio? Devo dire che abbiamo iniziato la stagione molto bene, quindi i primi mesi dell'anno ormai chiusi, il primo trimestre ci ha visto profondamente soddisfatti dell'andamento, e anche le proiezioni che venivano confermate da qui alla chiusura della stagione 2026, anzi dell'anno 2026, erano fortemente ottimistiche, questo nei primi mesi dell'anno. Ultimamente abbiamo notato un piccolo rallentamento, questo a onor del vero va detto, ma figlio probabilmente di una situazione di incertezza che tutti noi stiamo vivendo, quindi endemico in questa situazione che stiamo vivendo, e ancora una volta, qualora ce ne fosse stato bisogno, una conferma della tendenza alla prenotazione quasi last second più che last minute, quindi anche questo ci conforta, quindi avendo già uno zoccolo duro importante stiamo vedendo che il last second è veramente, comunque riesce a sviluppare il mercato, nonostante si stia parlando di un mercato di alta gamma, no? Un luxury che normalmente invece si consolida con un più largo anticipo. Quindi questo, devo dire, ci fa ben sperare. Finalmente anche il meteo inizia a darci un po' di respiro. Abbiamo avuto un inizio di primavera un po' turbolento che ha visto i nostri numerosi ospiti un po' delusi da qualche giornata più fredda e più piovosa rispetto a quelle a cui eravamo abituati, però ora finalmente sembra che la bella stagione abbia dato definitivamente l'inizio alla nostra stagione 2026, quindi ci attendiamo grandi cose. La regata inaugurale della Coppa America a Cagliari, devo dire che per me è un grande orgoglio che la nostra città riesca ad ospitare un evento così importante. Lo ritengo una cosa non banale e credo che possa essere il preludio per qualcosa di ancora più grande. C'è grande movimento nel fronte portuale di Cagliari. Non dobbiamo dimenticare che Cagliari nasce come una città di porto, no? Quindi si è sviluppata proprio a partire da qui e sta rivivendo una nuova giovinezza questo porto, quindi io credo che nei prossimi anni potremo nutrire veramente grandi aspettative dall'outlet portuale di questa città. Ovviamente Palazzo Tirso ha la fortuna di goderne un punto di vista privilegiato su questo meraviglioso spaccato della città, e quindi facciamo fortemente il tifo per questa attività cittadina. Credo che la Coppa America rappresenti veramente una grande possibilità, è concentrata in pochi giorni, verissimo, ma credo che sia una vetrina così importante che, se sfruttata bene e se siamo così intelligenti da percepirne, da leggerne i movimenti oggi, domani potremo essere pronti a fare qualcosa ancora di più che non una regata inaugurale. Chissà, Napoli ha una certezza per il 2027, il resto è da scrivere, no? Quindi Luna Rossa già da tempo ha eletto a domicilio Cagliari
per le sue attività, e questo è un preludio che ci deve ben sperare. Quindi è giusto, secondo me, da parte nostra, da parte dell'amministrazione, da parte dei cittadini, da parte degli imprenditori, da parte dei commercianti, continuare a metterci il gettone su questa, che è una vetrina che ha un peso nel turismo, nello sport, nella cultura internazionale difficilmente raggiungibile in altri modi, no? Quindi è veramente una grande opportunità, e spero che riusciremo a sfruttarla tutti quanti nel migliore dei modi. Direttore, lei ha una esperienza che l'ha vista protagonista soprattutto sull'accoglienza, l'accoglienza estiva, resort di livello. Oggi possiamo dire che Palazzo Tirso è la porta del Mediterraneo come la città di Cagliari, però avete dovuto affrontare anche dei gap, come per esempio la viabilità, che adesso sta cominciando a snellire i famosi cantieri. Avete dovuto affrontare anche un po' quelli che sono stati i cambiamenti della città. Ma le chiedo, dal mio osservatorio, normalmente in Sardegna all'inizio della stagione si dice faremo grandi numeri, a metà della stagione, luglio-agosto, sì, ci sono i turisti, a settembre potevamo fare meglio. Questo è un po', diciamo, il claim degli ultimi anni, e quindi le chiedo dal suo osservatorio, che è un osservatorio tutto sommato privilegiato non solo per Palazzo Tirso, cosa si può fare? Dove si può andare a incidere? Abbiamo messo molta carne al fuoco, no? Siamo partiti dai cantieri, da una viabilità in difficoltà, vero? Però ad oggi dico anche che se ci si vuole rifare il look, se ci si vuole proiettare su una città al passo con i tempi, una città turistica con un impatto verso e una sostenibilità turistica, che gioco forza passa anche dalla viabilità, dai mezzi pubblici, per forza saremmo degli ipocriti a dire che vogliamo l'uno senza avere l'altro. Purtroppo sappiamo perfettamente che i cantieri sono un male che dobbiamo sostenere per avere il bene futuro. E detto fra di noi, io sono pronto a pagare questo piccolo scotto, soprattutto nei mesi invernali, questo va detto, dove la viabilità è limitata a noi cittadini, che per carità ci pesa e ci pesa molto, ma è un gettone da pagare che credo che dovremmo essere disposti, in virtù di un bene superiore che sono convinto stia portando quest'ottica, questa visione di una città più aperta, di una città più mobile, una città più in divenire, più fruibile in ogni suo punto. Mi viene anche di dire più a misura d'uomo, nel senso che più pedonale, in questo senso, che non vuol sempre, che non è detto che voglia dire che è più scomodo, è soltanto un modo di rivedere le nostre abitudini, le nostre necessità. Sono convinto, io sono arrivato a Cagliari negli anni in cui è stato rifatto il Poetto, no? Ricordo ancora qualcuno che gridava allo scandalo quando tolsero la possibilità di passare in macchina lungo la spiaggia, e adesso chi ci va più, è scomodo, no? Oggi francamente credo che abbiamo un lungomare che fa invidia a tante località più blasonate, e che anzi dovremmo sforzarci di far conoscere meglio, perché veramente non abbiamo nulla da invidiare a dei lungomari molto più blasonati, e che dovremmo avere il coraggio di metterlo più in avanti, perché deve essere un orgoglio, no? Quindi, oggi anche noi cagliaritani lo viviamo con grande rispetto e con grande passione, e siamo tornati a vivere. Quindi avremo da guadagnarne da queste piccole sofferenze momentanee. Torno invece al secondo punto della domanda, molto interessante e che condivido appieno. Io stesso nella mia carriera mi sono trovato a dare quella risposta in più di un'occasione, quindi ma credo che faccia parte anche del gioco, che voglio dire. Sì, buoni numeri, fa piacere, ma quella sana fame di cui abbiamo parlato, e quel dire, però se avessi fatto quella cosa forse avrei portato qualcosa in più,
fa parte del nostro spirito imprenditoriale, questo spirito di conquista, no? Questa voglia di fare sempre meglio, che credo debba essere alla base di una sana imprenditoria e di una sana managerialità nel nostro settore come in tutti. Quindi probabilmente credo che se facessimo questa stessa domanda non solo agli albergatori, ma ai ristoratori, ai commercianti, agli industriali, credo che risponderebbero comunque nello stesso modo, no? Quindi è andata bene, ma avremmo potuto far meglio. E questo, secondo me, ripeto, fa bene perché è quello stimolo, quello spunto per l'anno prossimo, allora faccio così. Non fa male, secondo me. L'importante è che ci sia comunque questa gradualità, questa crescita, questa presa di coscienza e questa analisi interiore di crescita. Anche questo porta a uno sviluppo di un prodotto, di una città, di una destinazione, di una struttura, quindi va da sé. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo molino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Si sono dati appuntamento in 3.000 nel parco sportivo di Torangius a Oristano per la nuova edizione di Illuminiamoci di Blu,
Per l'autismo un mondo a colori. Nel 2026 è cambiato lo scenario. I precedenti appuntamenti, promossi da Daniele Rocchi e dall'Associazione Donatori della Polizia di Stato, si erano infatti svolti all'aeroporto di Fenoso. All'evento hanno partecipato le cooperative che nell'Oristanese si occupano di disabilità, insieme a 25 società sportive e associazioni del territorio che hanno presentato discipline inclusive. 3 cose bellissime. Una, l'inclusione. Una, questo posto che sta vivendo, c'è di tutto oggi e sta dimostrando tutte le sue potenzialità. E l'altra che tutto sommato Oristano ha bisogno di eventi per essere svegliato. Sì, stiamo parlando di questo evento che si svolge nel Parco Sportivo Ettore Angius, un parco sicuramente enorme, pieno di campi da gioco. Si sta svolgendo questo evento che non è sicuramente sportivo ma è sociale, dedicato ai bambini autistici. Devo ringraziare chiaramente l'organizzatore Daniele Rocchi, le forze dell'ordine che oggi sono presenti in grosso numero con i vari mezzi e chiaramente le società sportive, ma soprattutto il pubblico che sta rispondendo a questa iniziativa che ha lo scopo proprio di sensibilizzare su questa tematica. Stiamo parlando di un parco sportivo di circa 6,5 ettari. Ciò che spaventa le società che sono venute a fare sopra loro è proprio l'estensione del verde. Chiaramente una volta preso in gestione deve essere curato ed essendo così grande sicuramente è difficile. Adesso è intenzione del comune e del mio assessorato passare un'estate con eventi sportivi, musicali e probabilmente ci sarà la possibilità anche di poter mettere un Luna Park all'interno di questo parco, in modo tale da dare anche qualche segnale a questo quartiere di Torangio che è uno dei più popolosi, è uno dei meno coinvolti nella vita sociale di Oristano. Sono contento perché anche quest'anno Oristano comunque ha partecipato e si è fatta trovare presente con una location che comunque, come potete vedere, è una location bella, adatta, e noi non abbiamo voluto far mancare la nostra presenza. Comunque i ragazzi ci tengono, ci conoscono da tanti anni, quindi siamo presenti anche noi oggi. I ragazzi sono ospiti da noi sempre, splendidi, ci conoscono, li conosciamo anche personalmente, quindi diciamo siamo un tutt'uno con loro. Noi come istituzione siamo vicini, loro lo sanno, e in qualsiasi momento hanno anche i nostri cellulari, quindi fondamentalmente ci conoscono tutti. Abbiamo una base di elicotteri, l'unica in Sardegna qua dislocata ad Alghero, e niente, da lì partiamo per tutta la Sardegna a fare gli interventi di soccorso in base a cosa ci chiamano dalle nostre distaccamenti provinciali su vari tipi di tanti, sì, qualsiasi cosa, insomma, soccorso persone, ricerca persona, sia su terra che su mare, antincendio. È bello vedere le istituzioni che sono presenti non per farsi lustro ma per incontrare il cittadino, vedere le scolaresche, vedere le associazioni, vedere i team sportivi di Oristano e oltre. E soprattutto è curioso vedere anche la politica. Abbiamo qua diversi sindaci, abbiamo qualche onorevole, qualche rappresentanza della regione che però è qua in sordina, si mischiano, si confrontano, raccontano il loro, raccolgono idee. Sembra una vecchia festa di quartiere, ma nella sua eccezione più positiva. Applauso a Daniele Rocchi, che ormai da diverse edizioni riesce a convogliare senza bisogno di parlare di inclusione, di disabilità, di vogliamoci tutti bene. Siamo qua, un appuntamento dove non serve neanche più avere l'invito, siamo presenti, è dovuto. E Daniele è riuscito a organizzare un evento dove la comunità si incontra con tutte le sue diversità, tutte le sue sfaccettature, per cui è un piacere esserci prima personalmente e poi rappresentanza di Sea Scout che nel suo piccolo rappresenta anche qua una parte di Oristano. Quindi io ringrazio gli organizzatori perché comunque organizzare eventi di questo tipo fanno bene a tutti, quindi è importante che si facciano, e poi in uno spazio che certamente si presta. Quindi felicissimo di questa iniziativa, felicissimo del lavoro che comunque anche l'assessore sta portando avanti da questo punto di vista, felicissimo delle iniziative culturali in città, lo dobbiamo ricordare, così c'è anche monumenti aperti. Quindi ecco, continuiamo con questi progetti importantissimi di valorizzazione di quello che abbiamo, ma anche di tanto di sociale che ne abbiamo bisogno ed è necessario che si facciano. Oristano è
tendenzialmente è una città un po' sonnacchiosa, quindi bisogna stimolarla. Sì, stiamo cercando di svegliare tutti, quindi queste iniziative ci servono anche per far uscire tante persone che arrivano però da tutto il territorio, qui non sono da Oristano, e quindi questo ci fa piacere. Poi, ripeto, il nostro compito è anche questo, cioè cercare di animare la città in tutti i modi possibili, lanciando però anche dei messaggi importanti come quello odierno. Presidente, quante società ci sono? Oggi ci sono parecchie società, tra cui le associazioni ippiche come Gela Oristanese, Mini Cavalieri, Società Cadossa nel calcio a 5 che siamo noi, gli Arcieri della Quercia, Ping Pong, insomma tante società che oggi collaborano per la beneficenza e l'inclusione. Ecco, l'inclusione. Il calcio mi sembra che sia a un buon livello con il discorso inclusione. Sì, assolutamente. Oggi stiamo collaborando con i Fenicotteri che hanno già diversi anni di esperienza nel calcio a 5 e abbiamo appunto dato vita a questa bellissima collaborazione. Stiamo facendo un amichevole mischiando le varie squadre, i loro ragazzi che sono molto bravi con i nostri, insomma. Difficoltà nel poter usufruire di spazi? Ce ne sono. Ni. Insomma, le istituzioni ci vengono incontro, però c'è un po' di difficoltà purtroppo. Ad oggi c'è scarsità più che altro di strutture per lo sport. Il momento che questo centro dovesse essere operativo, insomma, sarebbe già una bella botta. Beh, assolutamente sì, dato che ci sono 2 campi di padel, un campo di calcio a 5, basket, beach tennis, hockey, insomma, è un bel impianto sportivo e si spera che prima o poi verrà sfruttato per lo sport. Le società dovrebbero praticamente forse riunirsi un attimino e dare un'idea di gestione combinata. Ci abbiamo provato, noi in prima linea, però purtroppo ci è stato detto di no, non proprio dall'amministrazione locale, ma da altri. Vabbè, Oristano qualche cosa di suo ce l'ha. Tu che ruolo hai? Io mi occupo della dirigenza della squadra per quanto riguarda principalmente il FIGC, ma comunque sia il Cadossene è sviluppato in 2 squadre, Cadossene FIGC e il Cadossene CSI che compete nel campionato amatoriali provinciale. Stiamo crescendo molto velocemente anche come squadra, abbiamo raggiunto 40 tesserati e tra squadra e società riusciamo a essere più di 60 persone. Cosa che per gli spazi di cui parlavamo prima inizia a essere fondamentale. Esatto. L'obiettivo è quello di riuscire a creare un movimento, come abbiamo sempre detto con Stefano, dove l'inclusività e il divertimento siano alla base, dove sostanzialmente ognuno possa dire la sua, che sia dal campionato amatoriale al campionato FIGC. Purché si giochi. Purché si giochi, ci si diverte. Già durante l'allenamento viene fuori la competitività. Finché si fanno insomma i tiri a canestro, tanto quanto, ma come ci si mette la casa e si inizia la partita, viene fuori competitività a livelli esagerati, veramente. È stato bellissimo, abbiamo fatto un amichevole con Mogoro 2 settimane fa, giochiamo all'Agraria, a parte che abbiamo anche vinto, però quello passa in secondo piano perché veramente c'è stata una voglia di giocare, di provare a dare tutto da parte di tutti che non mi aspettavo sinceramente, ed è stimolo poi per allargare ancora di più il movimento e provare a portarlo avanti nel miglior modo possibile, perché dà veramente grande soddisfazione, cioè torni a casa che sei felice, appagato, nuove sensazioni, nuovi sport che ci stanno veramente facendo bene allo spirito. E oggi siamo qui sia con i bambini che con il nuovo progetto che è partito quest'anno, che è l'Azzurra Baskin, quindi basket integrato. E adesso appena finisce l'evento faremo una piccola partita dimostrativa in cui avremo un mix, quindi basket integrato tra ragazze e ragazzi e portatori di varie disabilità, tutti insieme nello stesso campo con determinate regole. Siamo la 5ª squadra in regione, l'anno prossimo partirà anche il campionato, quindi è un progetto nuovo che ci sta appassionando, che ci sta portando tante persone. Abbiamo coinvolto il Gabbiano, gli Evaristiani, più vari anche singoli che trovano qualcosa da fare di diverso, uno sport di squadra e insieme facciamo canestro. C'è da fare comunque una distinzione, no? Ci sono gli operatori che lavorano nel settore e che chiaramente hanno un percorso importante e viva Dio che ci sono.
Poi c'è un altro percorso, quello individuale di consapevolezza, che è quello che in realtà vogliamo far noi, vogliamo mostrare noi. Dico noi perché da me nasce come esperienza di una bambina speciale, ma poi da soli non si va da nessuna parte. Il fenomeno della rete sociale è sempre quello che cavalca ogni progetto, qualsiasi cosa, dal più grande al più piccolo. È pure vero che più che inclusione, si usa molto questo termine, per carità, lo dobbiamo... Diciamo che io la chiamerei una normalizzazione delle abilità comuni, quindi ognuno di noi ha una propria abilità. Quell'abilità non bisogna appunto farla pesare né in iper né in down, non differenziarla. È una sua abilità che può essere, attenzione, l'abilità anche da traghettare a un normodotato, comunque a un bambino che non ha quel tipo di abilità. Oggi abbiamo visto dei bambini che prendevano lezione con tiro con l'arco o di altri sport da ragazzi speciali. Penso che questo è il fulcro di questo evento. Noi qua non dobbiamo insegnare nulla a nessuno, non vogliamo insegnare nulla a nessuno. Forse ricevere qualche insegnamento. Probabilmente sì. Io dico sempre, è un mondo a colori. A me piacciono i colori, ma i colori sono i colori di ognuno di noi, e quindi credo che in questo cassetto cittadino, se vogliamo, c'è spazio per tutti, dai più piccoli ai più grandi. Oggi c'erano addirittura le autotuning, le moto, tutte le società sportive, il padel, il tennis. Questa cosa emoziona molto, perché effettivamente va oltre la competizione, va oltre la vetrina, c'è proprio un'aggregazione. Questa è una cosa che Oristano gli si può oggi donare, dedicare questo pensiero. Noi come associazione donatori nati, a prescindere da Rocchi Daniele, abbiamo questo incipit, cioè quello di essere utili, solidali, non solo nell'atto della donazione di sangue, che è di primaria importanza, ma soprattutto nel mantello che ci mettiamo in questo tipo di manifestazioni. Ho avuto così quasi diciamo un insegnamento, una cosa che mi ha colpito da parte di un operatore che opera nel settore delle persone speciali, e mi ha evidenziato una cosa. Ho detto, io ho sempre avendo avuto dei dipendenti, perché parliamo di inclusione nel lavoro, i cosiddetti normodotati, che mi toccava riprenderli se in ritardo. Questi no. La mamma di uno di questi ragazzi mi ha chiamato disperata, perché da quando ha il suo posto di lavoro si sveglia un'ora e mezzo prima, perché deve essere più che puntuale, deve arrivare prima. Diciamo che il lavoro è alla base di dignità di qualsiasi essere umano. Pertanto è vero quello che dicevi anche prima, dicevamo sul fatto della differenziazione. Questi ragazzi, anche quelli che sono più verso la maggiore età e dopo la maggiore età, non è che non hanno memoria magari di anche alcune situazioni un po' particolari, non dico ostili, particolari. È un essere pensante e quindi è chiaro che riceve e dà delle emozioni. La capacità di lavorare, la possibilità di lavorare è ossigeno per quel tipo di lavoratore che si sente realizzato e utile nella società. Quindi ben venga quel tipo di lavoratore, anzi il lavoratore, senza dare un'indicazione, e meno male che ci sono degli imprenditori che hanno quell'accortezza di includere, se vogliamo utilizzare questo termine, tutti quanti, a prescindere dalle nostre differenze. L'unico augurio è che ci rivediamo qui l'anno prossimo per parlare ancora degli ulteriori sviluppi. Allora, noi ci dobbiamo vedere anche domani e dopodomani, no? Giusto? Ma su questo tema vediamoci proprio tracciando un bilancio e tracciando il bilancio del prossimo, che potrà essere ancora ancora di più. Il prossimo vediamo se sarà sempre qui o torniamo a Fenoso, quello ce lo dirà il tempo. Sicuramente oggi abbiamo avuto anche delle proposte per altre associazioni o attività sportive o distrazioni che vogliono venire al Illuminiamoci di Blu, e quindi noi le accogliamo, perché ogni tassello è una ricchezza per questo tipo di spettacolo, per questo tipo di incontro. Quindi io non vedo l'ora che arrivi il prossimo anno, che mi intervistate di nuovo, ma solo esclusivamente per dire di quanto è andata bene la manifestazione, non quanto sono bravo io, che in realtà non mi calo, non ballo, quindi ballicchio, ma non qualcosa, non ti vedo, ma è meglio sì, però questo è bello. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare persone, parlo anche del comune stesso, dall'assessore Antonio Franceschi,
per carità, tutta l'amministrazione comunale, la Prologo, che non è bastato un minuto di pensiero per aiutare questa manifestazione. Io sono grato a queste forme di solidarietà perché ce n'è bisogno. L'aiuto, il rapporto di buona vicinanza fra le associazioni e gli enti costruiscono delle persone migliori, ma anche dei percorsi più agevoli. Illuminiamoci di più. Illuminiamoci di più. Di più. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Love of my soul. I don't belong to you.
Bentrovati, buonasera Valerio. Oggi parliamo di un argomento molto importante per Cagliari, la Sardegna e la nostra meravigliosa isola. L'argomento è la Poseidonia. Ci troviamo qui nell'ultimo tratto del Poetto e siamo con il professor De Muro. Alle nostre spalle vediamo già la Poseidonia che, possiamo dire, professore, in modo naturale è al suo posto. Però cosa succede tecnicamente, soprattutto in questo periodo? In questo periodo tutti gli accumuli e i nuovi sedimenti arrivati di carattere, diciamo, silicoclastico o biogenico, e la Posidonia fa parte di questo secondo gruppo, vengono rimossi in nome di una spiaggia che deve essere bianca e caraibica, cosa che non è, perché l'ultima mareggiata importante, quella legata al ciclone Harry, ha trasportato tantissimo materiale facendo crescere, lo vediamo qua, il sistema, sia allargandolo verso mare sia sollevandolo. Questa quota di sollevamento del cordone litorale, quello che è marcato dalla prima vegetazione, questo verde che vediamo alla nostra sinistra, è morfologicamente ciò che ci difende dall'inondazione costiera. Quando facciamo queste operazioni di pulizia, e io scrivo tra virgolette o direi tra virgolette pulizia, noi spianiamo morfologicamente la spiaggia e la rendiamo piatta, quindi più facilmente sormontabile. Cambiamo la sua capacità di assorbire l'acqua, quindi compattandola con i mezzi pesanti che passano, come vediamo, e vanno avanti e indietro, ne cambiamo la permeabilità, quindi è ancora più facile per l'onda successiva, per la mareggiata che arriverà magari anche fra una settimana, sormontare e inondare fino alla città di Quartu, che è qui dietro, perché noi siamo ad 1 metro sopra il livello del mare in questo momento, e il mare in questo momento è in condizioni di bel tempo. Quando c'è la tempesta il livello si solleva e l'unica barriera fisica che abbiamo è la spiaggia. Professore, possiamo dire che ogni spiaggia oltre a una bellissima storia, una storia a sé, ha anche un'identità, possiamo dire, un valore completamente diverso. Non tutte le spiagge sono uguali, per una questione proprio di flora e di fauna. Sì, e soprattutto di geologia. La sabbia è composizionalmente, diciamo, diversa, l'esposizione al vento e al mare è diversa, la storia d'uso delle spiagge è diversa, quindi il primo errore che facciamo è trattare le spiagge tutte allo stesso modo. È come se appunto a un paziente novantenne chiedessimo di fare i 100 metri in 10 secondi netti come se fosse un atleta ventenne, e invece c'è una differenza enorme tra spiagge del nord, del sud, dell'est, dell'ovest, con un basamento cristallino piuttosto che con una geologia diversa, che si traduce anche in sedimenti diversi, anche in colori e tutta quella qualità straordinaria che la Sardegna ha, diversa spiaggia per spiaggia. Professore, possiamo anche ulteriormente dire che oltre a quello che avviene in superficie avviene anche qualcosa in profondità. Le foreste marine di Poseidonia sono un elemento fondamentale per la sicurezza e la morfologia del territorio. Anche qui al largo vediamo una nave, che questa nave cosa sta facendo? E stanno facendo degli escavi per la posizione del Tyrrhenian Link, e quindi scavano anche in prossimità della Posidonia, poi compensano con la ripiantumazione, che però darà risposte fra 100 anni se saremo fortunati. Il tema del fondale marino antistante è fondamentale. La spiaggia andrebbe gestita assieme al fondale marino antistante perché sono strettamente connesse, come sono strettamente connesse le aree umide che sono immediatamente a ridosso. Il sistema è unico da un punto di vista geomorfologico, e questa visione sistemica sarebbe da riconsiderare per una gestione mirata che necessita di un supporto scientifico. Quando rimuoviamo, come vediamo fare, lasciamo in mano sostanzialmente a chi gestisce il trattore o la ruspa la gestione della spiaggia. Invece sarebbe necessario avere un affiancamento, e le università e i centri di ricerca sono pronti a dare questo supporto proprio per la differenza che esiste tra luogo e luogo anche nello stesso sito. Il Poetto di Quartu è diverso dal Poetto di Cagliari, pur essendo un unico ecosistema, per storia d'uso, per spazi ancora disponibili, per come l'energia viene dissipata dal moto ondoso, e anche per sedimentologia, perché una parte ha subito il ripascimento e l'altra invece ha ancora una elevatissima naturalità, che è il luogo nel quale ci troviamo in questo momento. Possiamo dire che se non c'è un'inversione di tendenza, ecco, una gestione come lei sta prospettando, quali saranno poi le ripercussioni in futuro?
Noi abbiamo una visione abbastanza negativa perché il livello del mare sta salendo e questo è un dato di 3-4 mm per anno. La spiaggia è l'unica difesa, anche se la vediamo da un punto di vista proprio applicativo, neanche scientifico, di utilità per l'uomo dall'inondazione costiera. Togliere biomassa e togliere sedimenti e cambiarne la morfologia, soprattutto perché quando ci dicono che poi la riportano la sabbia, in realtà hanno cambiato già la morfologia ed è questo il dato che crea la criticità e che favorisce prima l'erosione e poi l'inondazione costiera, con danni che saranno enormi per tutte le infrastrutture che stanno a monte della spiaggia, che invece oggi ci protegge. Nell'immaginario anche del pubblico, dei bagnanti, di chi fruisce di questi bellissimi posti, si pensa che la spiaggia sia solo la sabbia, ma in realtà cosa avviene poi anche durante questa lavorazione, chiamiamola di pulizia? Avviene che tutto il materiale più grossolano della sabbia, con granulometria maggiore di 2 mm, perché la sabbia sta fino ai 2 mm, poi diventa ghiaia, viene portato via e non ritorna. I ciottoli, per esempio, vengono rastrellati, accumulati nelle zone di accumulo che abbiamo qui dietro e poi portati via quando vengono trasferiti ai centri di smistamento. Quindi si impoverisce in termini proprio di struttura la spiaggia stessa, che i ciottoli in questo momento, dopo la mareggiata, li ha in alto addirittura, perché il mare mette in movimento tutti i sedimenti di battigia e li porta in alto quando c'è la tempesta, sposta la battigia praticamente anche a decine di metri, centinaia di metri più indietro e più in alto di quota rispetto al livello del mare. Quindi c'è il rischio, e vediamo che questo avviene, di perdere enormi volumi di materiale grossolano che invece deve stare in spiaggia, così come i legni, le canne e i frammenti di posidone che fanno parte del bilancio di sedimentazione. Tutto serve. Il mondo silicoclastico, quindi quello dei frammenti di roccia, e il mondo del biogenico, tutto quello che viene dalla natura che produce appunto pianta superiore come la posidonia, piuttosto che altro materiale legato alla vita organica. Professore, possiamo dire che il comune di Quartu, siamo stati anche testimoni durante il ciclone Harry, i giorni dopo, quando si è avuta la possibilità, i detriti con i volontari, con le associazioni sono stati portati via, e in questo caso possiamo fare un parallelismo, cioè la spiaggia è già inquinata dall'essere umano, lo possiamo dire con molta serenità, perché è un dato di fatto per quanto riguarda le plastiche, per quanto riguarda insomma i rifiuti anche di cibo. Per spiegarlo sempre ai nostri telespettatori, qua si tratta è una componente, lei fa un esempio molto calzante sul corpo umano. La spiaggia non è solo sabbia, i ciottoli e tutti quelli che sono i detriti naturali fanno parte di un ecosistema che ha bisogno di rimanere così. Assolutamente, tutto questo materiale dovrebbe essere compreso e spiegato, e noi non siamo contro i comuni o contro i sindaci, assolutamente, anzi tutta la comunità scientifica si pone, è a disposizione proprio per cercare di migliorare insieme la gestione, che non è affatto facile, lo capiamo perfettamente, però bisogna capire quali sono i processi naturali e accompagnarli. Questa è l'unica strategia, altrimenti avremo dei danni enormi, perché magari utilizziamo la spiaggia molto bene secondo un'idea di spiaggia bianca ora, ma le generazioni che verranno, i nostri figli, questa spiaggia non l'avranno più, perché la staremo completamente consumando ed esponendo a processi erosivi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito.
Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Chiusura di Panorama Sardo, che è dedicato alla presentazione di un evento che si svolgerà tra il 23 e il 31 di maggio. Al microfono di Panorama Sardo una vecchia conoscenza, Ignazio Cirroni, con il quale da 44 anni parliamo di biologico. Un percorso lunghissimo che oggi porta quasi 3.000 aziende a operare nel settore, 5% della produzione regionale. Si è andati avanti con molto entusiasmo e questo è un appuntamento importante, soprattutto perché si parla anche di formazione. Sì, formazione delle imprese, perché c'è spazio per nuove attività in questo settore. Il Biofestival, che appunto organizziamo dal 23 maggio, sabato, giornata in cui inaugureremo un impianto davvero eccezionale, straordinario, in quanto è il primo in Europa e in Italia dedicato interamente al biologico per la lavorazione delle mandorle, dal prodotto grezzo fino alla confezione da 30 grammi e il sacco da 25 kg. Tutti i segmenti di mercato saranno quindi utilizzati. E questo il 23 maggio a Sesto, poi il 24 a Serramanna, il 30 e il 31 a Cagliari, il clou della partecipazione con i consumatori, con una ricca programmazione di eventi, laboratori, degustazioni, ristorazione biologica, un nuovo settore che sta dando i suoi primi segnali. E il 24 appunto a Serramanna, nuove imprese, cioè come coinvolgere i giovani a fare l'agricoltura con innovazione e agricoltura biologica. E anche la settimana dei parchi europei. Sì, infatti il 30 e il 31 insieme al Parco regionale di Molentargius verrà celebrata la giornata europea dei parchi e quindi questa sinergia fra il biodistretto, che raccoglie oltre 60 aziende, anzi direi anche ormai una settantina di aziende del sud Sardegna biologiche, sia nel settore produttivo che in quello della trasformazione, il biodistretto, che però raccoglie anche alcune associazioni, quelle agricole in particolare, ma anche ambientaliste e consumatori, insieme al Parco di Molentargius, certo, è l'occasione per celebrare anche la giornata europea della natura. Secondo una voce insistente, il biologico costa di più del naturale.
È vero, naturale, diciamo del convenzionale. Ecco, allora, uno deve fare delle valutazioni ed è vero questo, si spende un po' di più. Quanto? 20, 30%? Ma quello che spendiamo noi per l'alimentazione è meno del 20% del nostro reddito. Questo ci dice la statistica, poi certo, gli stipendi più bassi magari spendono un po' di più, quelli più alti ancora di meno. Quindi anche un incremento del 20%, del 30%, cosa vuol dire? Che anziché spendere il 20% del mio reddito spenderò il 24, il 25% per mangiare bene, per pensare alla mia salute, per proteggere anche l'ambiente. Forse vale la pena di scommettere su questo aspetto. E adesso spieghiamo al telespettatore perché costa di più. Costa di più per un motivo molto semplice, perché innanzitutto ancora il settore non si è sviluppato molto, quindi la ricerca, i mezzi tecnici, insomma, sono specifici, a volte non collaudati a sufficienza e di conseguenza le rese produttive sono un pochino meno, ma non diciamo che il biologico si produce sempre molto meno, si produce un pochino meno, questo sì, e qualche costo in più, quindi ecco il motivo per cui poi i prodotti vengono venduti a un prezzo un pochino più alto. Com'è stato questo viaggio di quasi mezzo secolo per cercare di aprire la strada al biologico in Sardegna? Beh, è stato molto difficile all'inizio perché eravamo considerati degli utopisti, dei filosofi, io poi che sono anche laureato in lettere di filosofia e che mi sono dato alle campagne e al lavoro anche in agricoltura, non la consideravo neanche un'offesa, però in realtà è vero che i primi 10-15 anni abbiamo trovato molti ostacoli, è vero, anche delle istituzioni e anche degli enti che operavano in agricoltura, poi piano piano hanno capito che alcune ricette dell'agricoltura biologica funzionavano persino nell'agricoltura convenzionale e quindi perché non approfondire? E approfondendo piano piano le attività, insomma oggi il biologico è presente in tutto il mercato europeo e internazionale, ma quello sardo dico, cioè basta pensare alla struttura più importante che appunto il 23 maggio celebra l'apertura dell'impianto, sono 8 milioni di fatturato, sono 35 dipendenti, sono 80 aziende che portano 300 famiglie a vivere di questo settore, solo in una filiera e poi ci sono tutti gli altri, stiamo parlando di quasi 3.000 aziende come è stato detto. Il futuro è bio. Il presente è bio, il futuro è più che bio, 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 bio. Ed eccoci al presidente del Parco di Molentargius, dove si concluderà il Biofestival in occasione della Giornata Europea dei Parchi. Sì, abbiamo voluto inserire all'interno della Giornata Europea dei Parchi questa bella manifestazione del Biofestival, importante per noi anche perché diciamo, ribattezziamo quella che è l'idea del Parco di Molentargius, l'obiettivo del Parco di Molentargius è che è quello di ricostituire la rete agricola del parco. Quindi produzioni che una volta venivano effettuate all'interno del parco le vogliamo far risorgere. Tra queste già in essere un apiario didattico e un oliveto per la produzione di miele e di olio del parco, col marchio del parco molto importante per il marketing stesso del parco. E questa è una novità che sta in pieno accordo con la Regione. Assolutamente sì, noi seguiamo la linea guida della Regione che nel 2012 aveva costituito con il parco un accordo programma quadro per la risistemazione delle vasche salanti e delle saline e per la ricostituzione appunto della rete del parco, della rete agricola del parco. Il parco che sta avendo un successo crescente proprio grazie a tante manifestazioni che stanno richiamando già dalla primavera moltissimi turisti e uno degli obiettivi è il Parco di Molentargius Spoleto. Ma vorrei concludere con lei, Presidente, parlando delle alghe, un problema che abbiamo affrontato con il professor De Muro nel corso della puntata di oggi. Perché queste alghe non possono essere spostate? Beh, sono una protezione, diciamo, dello stesso mare, dello stesso ambiente, dell'arenile. Ci sono anche dei trattamenti, però ormai gli esperti ci dicono che sono importanti per la protezione dell'ecosistema marino. Quindi è meglio non intervenire con strumenti meccanici? Ovviamente è sempre meglio evitare l'intervento con strumenti meccanici. Dobbiamo coniugare quello che
il rispetto dell'ambiente con la fruibilità dei luoghi. Questo è il prossimo obiettivo che ci siamo imposti, tutti quelli che vogliono bene all'ambiente, ma perché volere bene all'ambiente significa investire comunque sul futuro, investire sull'economia dei luoghi che comunque non devono essere devastati. Anche la natura fa la sua bella figura e fa la sua bella figura in funzione del turismo stesso. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.